dai. Clarinetto Domenico Russo, sax Sebastiano Ragusa, tromba Donato De Sena, trombone Gianluca Bennardo, contrabbasso Renato Palmieri, batteria Fabrizio Lafauci e poi forse al piano Salvatore San Giovanni, alla tastiera Susan Di Bona. E ringraziamo anche Angelo Giovagnoli, che poi lo ringrazieremo al coordinamento di questa serata, che è lì, che fa finta di niente. Allora, benvenuti a Soundtrack City con questi due splendidi amici, Susan Di Bona, che bello, che nel momento di tenerezza, Susan Di Bona e Salvatore San Giovanni. Ma perché mi trovo con loro nel loro studio, il Villa Studios a Praia a Mare? Perché? Perché abbiamo dialogato ieri? Sì. Abbiamo dialogato di che cosa? Alla grande, di musica da film. Madonna mia. Di bellezza. Sì, che loro si sono inventati questo concerto meraviglioso con loro musiche originali eseguite dal vivo con una band straordinaria, dialoghi in musica, che è stato fatto in piazza Municipio a Praia a Mare, in questo splendido posto con il profumo del mare che ci ha proprio avvolto, pubblico attento, attentissimo, numeroso, incantato dalle vostre musiche, e come poteva essere altresì. E quindi io mi sono trovato in mezzo con questo momento a loro due che hanno eseguito queste musiche e abbiamo raccontato un po' in un'ora e un quarto la storia della musica per immagini. Abbiamo parlato di Eri Manzini, di Ennio Morricone, di 007, ma di tante cose, però prendendo spunto proprio dalle loro composizioni originali. Allora, vediamo se è random, mi ricordo Bloody Fury, il vostro ultimo film, quello western live action animation, poi avete fatto le musiche di I Liviatani, che è un film grottesco, horror molto particolare, è italiano, e poi abbiamo, cosa era l'altro? Era Roll Call of the Missing. Perfetto, adesso lo dice lei perché io... Adesso come lo dice? ma lo so, chissà, sembrerebbe quasi Sono molto brava in americana d'origine. Sì, esatto. In inglese posso bene, senza accento. Te la cavi veramente. Sì, senza accento. E poi non solo, ma tante altre cose. Una serata veramente dove le eccellenze si sono fatte notare e il pubblico questa cosa l'ha percepita. Ma intanto come nasce Dialoghi in Musica? Come è venuta questa idea? Allora, noi avevamo fatto un concerto 2 anni fa a Villa Giordanelli? Sì. A Scalea, Sì. 2 anni fa, però abbiamo fatto solo noi due. Al pianoforte, e poi abbiamo fatto delle proiezioni lì, un po' abbiamo fatto una cosa simile, ovviamente non il livello di questa enciclopedia umana. L'enciclopedia umana non me l'ha detto, ma Però, è bellissimo. Sì. Però un po' abbiamo raccontato la nostra umiltà. Sì. No, abbiamo provato un po' a raccontare magari quello che viene prima, che informa la musica di oggi, quello che noi, come si dice in inglese, noi siamo con i piedi sulle scapole dei giganti. Ah, bellissima. On the shoulders of giants. E questo è il principio che viviamo sempre così, che pensiamo tutto quello che è venuto prima, e questo è quello che ci ha formato, quello che abbiamo assorbito attraverso l'osmosi, anche a volte voluto. E tutto adesso è importante sempre rendersi conto della storia che veniva prima, di quello che facciamo oggi. Cioè, lei ha parlato, ha usato dei termini che io avrei difficoltà in italiano. Lei l'ha detto da statunitense qual è, in una maniera meravigliosa, e poi ha espresso 3 fondamenti poi della musica applicata alle immagini, che effettivamente, quando è vera musica scritta con passione, eseguita con altrettanta passione, poi effettivamente arriva, anche se non hai visto un singolo fotogramma. Ed è quello che è successo ieri, perché effettivamente qui in Calabria, a Praia a Mare, questo dialogare in musica, tratto di musiche che magari anche di film che non sono anche ancora arrivati in Italia, che sono inediti, però quando la musica è bella arriva subito al pubblico, e il pubblico riesce veramente a farla sua, anche se è la prima volta che l'ascolta. Abbiamo sentito applausi anche durante, sembrava... In più queste cose che il maestro Privitera ha detto al pubblico, ha detto chiudetevi gli occhi mentre ascoltate questa musica. In generale, quando ascoltate la musica,
che si assorbe in un altro modo. E dopo il concerto sono tante persone venute da me e hanno detto abbiamo chiuso gli occhi come lui ci ha detto e siamo entrati in un altro mondo. E abbiamo detto È vero, questo è il miracolo della musica, non lo puoi toccare, non lo puoi vedere, però ti entra nel cuore, no? Ma guarda, io ci provo, ci tento, devo dire che quando questa cosa riesce, e soprattutto quando poi c'è musica di un certo livello, perché ve lo dico, ma lo sapete la mia stima che ho nei vostri confronti, non c'è Marco Testoni ma voleva essere con noi Ciao, qui. Marco. Ciao Marco. Ciao Marco. E in questo evento dove poi ringraziamo anche Angelo Giovagnoli, Sì. Lui l'ideatore proprio. Deus Sì, ex sì, machina di tutta questa cosa qui, perché veramente poi con la scusa si parla di libri sulla musica applicata. Io ho presentato i miei 2 ultimi libri, ma di cui non parlerò perché ne abbiamo parlato già abbastanza, però la cosa importante è che sono stati loro i protagonisti di questa serata meravigliosa. Ma ci ricordiamo ad uno i musicisti, così li citiamo? Sì, Allora, sì. li vuoi dire tu? In ordine di No, partitura. no, voglio fare in ordine di chi conosco prima, chi conosco... Allora, quello che conosco di più del gruppo è Fabrizio La Fauci, il batterista. Batterista. Sì, sì. Con il quale già abbiamo fatto altri film, lui ha registrato un sacco di colonne sonore nostre. Poi Domenico Russo anche clarinetto. lui, al clarinetto. Sì, ha fatto soliste tante nostre colonne sonore. Esatto. E poi Renato Palmieri che era una prima, Sì, la prima volta. contrabbasso, in Elisa, sì, bravissimo. sì. bravissimo. Però abbiamo suonato con lui in altre formazioni, però non in musica da Esatto, in concerti. Poi Sebastiano Ragusa. Sebastiano Ragusa. sassofonista. Oh, un sassofonista c'è pazzesco. Catanese come me. No, era come... Incredibile. Era un momento storico sentire Sì. come lui fa i soli. No? E poi trombonista Pazzesco. pazzesco, Gianluca Bennardo, davvero fantastico. E poi Un altro nuovo amico. nuovo che però siamo diventati, cioè, tipo amici, Sì, ma ma sembrava di stare in una grande famiglia. Che ci Donato De Sena. Donato Donato De De Sena, Sena. trombettista che è stato... Vabbè, ha lavorato con Morricone, quindi comunque Sì, sì. ha eccellenza. Era un onore che Sì, lui ha sì. suonato con noi. Sì. Poi vi dicono soltanto che io mi trovavo in mezzo a loro, cioè da una parte avevo il pianoforte di Salvatore San Giovanni, da una parte la tastiera di Susan Di Bona, mentre anche ascoltavo le sue performance canore, perché ha cantato 2 canzoni bellissime, dei Liviatani, e l'altra era quella di Bloody Fury. Bloody Fury. Bloody Fury, ma io come dice Bloody Fury, Sì, vabbè. io Brivido evito sulla di pelle. dirlo. Sì, ma io anche, io tento, ma non riuscirò mai. Però mi sono trovato in mezzo, con dietro tutti questi musicisti, quindi i fiati, questo momento veramente straordinario. E ho sentito la loro musica vibrarmi dentro, ma questa vibrazione è stata veramente donata, regalata anche a tutto il pubblico, perché io guardavo le reazioni del pubblico, c'era quello con gli occhi chiusi che assorbiva, come dicevi tu, la musica, quello che invece incominciava a muoversi. Tu hai visto una signora che sembrava, sai, i concerti, quelli di heavy metal, Mi hai rock, coinvolti sì, anche sì. tu, perché tu sei andato, lui hai visto a un certo punto era tra la gente, è andato, Sì. cioè, è arrivato anche... Ma hanno chiamato il questo Pippo Baudo della No, ma Brian tu May. ieri sera eri proprio A un certo ispiratissimo. punto mi sono reso conto anche un pezzo, ho fatto un po' headbang, ero tipo così. Sì, Sì, infatti. Sì, è proprio diventato metal. Sì, Però- infatti, ho però notato. era una musica un po' fantoziana, diciamo. Sì, però, vabbè, però era un momento Viva gli della sposi, velocità. Era l'ultimo film con musica Paolo Villaggio. veloce, allora. Sì, sì, no, ma io vi invito veramente, che la cosa abbiamo già fatto altre volte quando abbiamo avuto ospiti nelle nostre puntate, di andarvi ad ascoltare le loro musiche, le trovate, poi andate villastudios.com, giusto, devillastudios.com, quindi andate veramente ad ascoltare e a conoscere Susan Di Bona e Salvatore San Giovanni, Coppie nella vita, Coppie nelle note, cosa rara, rarissima, anzi devo dire che credo che voi nella storia della musica applicata alle immagini dell'ottava arte siate uno veramente, come si dice, una goccia nell'oceano. Davvero? Mi sembra, non vorrei dire una baggianata, Potrebbe ma credo essere. che non ci siano coppie di compositori nella musica, nelle colonne Batte di sonore. 5. Vai, mi hanno preso in pieno, saprà. Eh, Però veramente Dialoghi in musica è un'esperienza incredibile che deve essere rifatta, quindi vi prego vivamente di pensare di portarla in giro, anche senza di me va benissimo. No, 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 Eh, il team no. va, il team è quello No ormai. privitare, no show. Sì, No party. noi non ci proviamo, non ci proviamo. Però, cosa fondamentale, prima di chiudere questa brevissima puntata, ma piena di entusiasmo, perché colore è sempre una roba incredibile, e progetti futuri non si possono dire. No. Secret.
Secret. Però presto si saprà. Presto sveleremo un lavoro che stiamo facendo proprio in questi giorni. Sì, ok. sì. Invece avete finito qualcosa di cui si può parlare, che andrà in onda? Il film che abbiamo completato di Say a Little Prayer con Luis Fonsi. Ok. Fra poco ci sarà la grande premiere, penso a San Antonio, Texas. Texas. E poi va in distribuzione. Ok, cos'è, una commedia? Una rom-com. Vabbè, allora. È molto divertente. Però tutto a chiave un po' musica latina, però anche orchestrale. È un po' un ibrido divertente. E canti? In qualche pezzo? No. Io ti volevo cantare, mi cantavi un pezzo di bossa nova. Ma l'abbiamo fatto un po' di tanto. Vedi? Sì. Allora, senti, prima di chiudere, qual è... Questa è una domanda che faccio sempre, però è bella perché poi mette un attimino in crisi, ma è significativa a mio modesto parere. Qual è la colonna sonora che devono ascoltare i neofiti del vostro modo di scrivere e di comporre? Cioè, per conoscere Susan Di Bona e Salvatore San Giovanni, cosa si devono andare ad ascoltare per primo? Lo dici tu io? Vediamo se è la stessa soprattutto. Allora, uno dei nostri preferiti è i Leviatani. Allora, Leviatani come è entrato? sì, È strano, musica strana. Siamo molto legati. Sì, Bene, concordo. Sì. Ascoltare. È più Free Lunch che esce presto, che è un film noir per bambini, tutte musica anni 40-50, molto divertente. Quello con il tema di sedi? Sì, e quello esce, speriamo presto, il 25. Sì. No, 2025. 2025. Sì. Perfetto, quindi mi raccomando, andatevi ad ascoltare un po' di roba che scrivono questi due individui meravigliosi e che ringrazio ancora di averli ospitata. Grazie. E prossimamente ci saranno tante belle sorprese, ve lo dico già in anteprima. Grande. Ciao Marco! Ciao Marco! Ti aspettiamo. Grande.